Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata Onebu dedicata all'archeologia della Sardegna. Siamo in compagnia di Natalia Guiso che ci presenterà, ormai abbiamo conosciuto il suo modo di fare, il suo modo di raccontarci i siti che lei esplora, e quindi stasera parleremo di tre siti particolari semi sconosciuti, diciamo conosciuti dagli addetti ai lavori, però sono ubicati in luoghi anche abbastanza difficili da raggiungere, perlomeno due. La tomba dei giganti St. Thomas, insomma, è abbastanza semplice. Buongiorno Natalia, Nati Gui, la Buonasera. celebre esploratrice digitale. Esatto. Bene, allora salutiamo tutti i nostri amici Onebu della nostra associazione culturale, più naturalmente tutti gli amici che ci seguono dall'Italia e dall'estero, in particolare i circoli dei sardi all'estero e anche i circoli dei sardi che sono nella penisola naturalmente. Quindi in bocca al lupo per questa sera, sono sicuro che saranno apprezzatissimi i tuoi interventi. Le tue serate sono state fra le più viste anche nelle fasi registrate, quindi lasci il segno, diciamo come dicono nelle televisioni, buchi lo schermo, quindi sei molto apprezzata. Vi Bene, ringrazio. iniziamo subito quindi questa diretta con la nostra sigla Onebu. Eccoci qua, pronti a questo viaggio nella storia che ci vorrei proporre. Allora, tu hai scelto un nuraghe di Seneghe, anzi un proto-nuraghe, quindi un nuraghe arcaico, diciamo, che se non ricordo male ha un doppio ingresso col corridoio, però lo farò descrivere a te. E poi la spettacolare tomba di giganti St. Thomas di Dorgali, che è la mia preferita. È un monumento, quando vado a visitarlo o porto degli amici, sono sicuro sempre di fare bella figura perché ha un'architettura quasi intatta, anche se manca un po' il tumulo posteriore, però se vedere il granito lavorato in quella maniera, insomma, lascia sempre meravigliati. E poi l'altra tomba di giganti che presenterai è quella di Loculi, quindi Enatunda, ok? Quindi io ti lascerei subito la parola, vuoi iniziare con il nuraghe Narba di Seneghe, quindi io direi che essendo densa la serata, mettiamo subito, aggiungiamo le tue slide, poi mi dici tu quando vuoi andare avanti con le slide, va bene Nati? Ok, perfetto. Allora, innanzitutto volevo dire Parla un po' che più forte, si sente piano. ok, innanzitutto volevo dire che stiamo parlando di un periodo di grandi cambiamenti per la Sardegna, perché stiamo parlando del bronzo alla fine del bronzo antico, quindi nella cultura cosiddetta di Bonnannaro. E quindi siamo verso il 1800 a.C. Quindi la Sardegna ha davvero nuova tecnologia, ha sicuramente visto che cominciano a costruire queste strutture megalittiche così imponenti, sicuramente c'è un cambio politico, economico, che piano piano poi durante la serata scopriremo, perché è quella, diciamo che sono i progenitori dei nuraghi e quindi della grandissima civiltà nuragica. Quindi molti magari non sanno che prima dei nuraghi monotorre sono stati costruiti i nuraghi cosiddetti proto-nuraghi o nuraghi a corridoio, proprio perché sono costituiti al loro interno da corridoi.
Quindi quello che io stasera vorrei presentare è un nuraghe che si trova nella regione storica del Montiferru, in provincia di Oristano, il paese Seneghe. Quindi il nuraghe si chiama Narva o Narva, il protonuraghe, e puoi andare avanti con le slide, così qua possiamo vedere più o meno dove ci troviamo, così le persone che vorranno un giorno andare a vederlo più o meno sanno dove si trova. Puoi andare avanti. Ok, vai avanti. Siamo proprio vicini a Seneghe. Sì, sì. Allora, questa è l'antimurale che c'è prima di arrivare al protonuraghe. Ci accompagna fino all'entrata e poi continua. Puoi andare avanti perché c'è una foto dove ci sono io e quindi in alcuni tratti è alta 1,60 m, ma possiamo vedere che ci sono anche altre pietre e sono alte anche 1,70 m ancora oggi. Puoi andare avanti. Quindi, come ho detto, ci accompagna fino all'entrata del protonuraghe, quindi qua possiamo vedere la facciata e il cortile con l'accesso a sud. Puoi andare avanti. Vedo che l'ingresso è dolmenico, quindi a forma di dolmen, rettangolare, quindi è proprio arcaico questo. Però la facciata, scusa se ti sto interrompendo un attimo, però lo sto conoscendo insieme a te, insieme a tutti quelli che ci stanno guardando. La facciata già mostra un tessuto murario interessante, perché Esatto. nonostante i blocchi siano, diciamo, apparentemente disordinati, in realtà sono allineati abbastanza bene. Esatto, Mm, esatto. mm. Allora, qua, vabbè, nello specifico possiamo vedere l'architrave e poi possiamo vedere anche l'altro ingresso. Infatti sono intercomunicanti l'ingresso a nord con l'ingresso a sud. Ah, Ovviamente, questa lucetta che c'è alla fine è l'uscita del corridoio in pratica. esatto, c'è il Ah, benissimo. poi. Qua l'abbiamo misurato ed è più o meno un metro. Ovviamente sicuramente dovrà essere scavato perché all'interno io in molti tratti non mi sono dovuta neanche abbassare. Io sono alta 1,60 m, diciamo. Ok, quindi all'interno si amplia un pochettino. Eccolo qua. Cioè, in queste fotografie possiamo vedere la maestosità, cioè sono passati 3.800 anni circa ed è ancora perfettamente intatto al proprio interno. Quindi il soffitto è piattabandato e sulla nostra destra, come procediamo durante l'esplorazione, troviamo una bellissima nicchia che è absidata. Però poi procedi così la vediamo nel dettaglio. Quindi è abbastanza profonda, piattabandata, si può procedere poi avanti. Procedi con la slide. Questo si trova sulla sinistra ed è un piccolo vano nicchia. Solo che c'è stato un po' di crollo, quindi non sappiamo se questo proseguisse, se fosse stato un vano per poter mettere magari qualcosa da loro, oppure se fosse stato per defluire le acque. Vorrebbe scavato perché anche il nuraghe comunque è ancora un po' interrato, diciamo, il protonuraghe. Andare avanti. Allora noi siamo arrivati da sud e quindi possiamo vedere sulla sinistra, questo è il vano scala, quindi è ancora intatto il vano scala che porta alla terrazza. Nella foto successiva si può vedere in tutta la sua bellezza. Non si vedono i gradini perché ci sono stati dei crolli, però si capisce benissimo che è l'uscita verso la terrazza. Mm. Quindi, allora, questa, proseguendo nel corridoio, si vede in tutta la sua bellezza l'altra nicchiona. Sulla sinistra lo stesso, absidata e piattabandata. Ricordiamo, piattabanda significa che ci sono delle lastre orizzontali che vengono utilizzate come soffitto. In quel Esatto. senso, Sì. piattabandate. Ecco Ok. qua, qui si vedono bene proprio in prossimità dell'ingresso queste grandi lastre posizionate proprio a coprire
il corridoio. E poi si vede anche il vano scala, che è stupendo. E qua abbiamo messo nel dettaglio una bellissima fotografia per mostrare proprio il soffitto piattabandato. Ascolta, questa colorazione, diciamo, rosa nella parte rossastra, diciamo, nella parte bassa e blu nella parte alta, si nota solo nelle fotografie? Cioè, è un effetto della macchina fotografica oppure sono effettivamente così i blocchi? È un effetto della macchina fotografica. Ah, ok, quindi un effetto luminoso. Sì. Ok, questo è l'accesso da nord ed è alto 70 centimetri, perché comunque spero prima o poi magari venga di nuovo indagato, e questo porta a quello che sicuramente è il villaggio che comunque dovrà, penso, essere scavato. Qua vediamo nel dettaglio proprio l'accesso nella parte nord. Mi chiede Orni, ciao Orni, è in basalto o che materiale è fatto il nuraghe? Basalto, granito Basalto, o locale. basalto? Oh, Sì, ok. sì, basalto locale. E qua vediamo in tutta la sua bellezza l'angolatura nord-ovest. Io mi sono messa a fianco per mostrare quanto era Imponente. imponente questo edificio. Infatti sulla sinistra c'è l'uscita a nord. Quindi questo dovrebbe essere l'angolo praticamente, perché comunque la pianta è quadrangolare ellittica, Mm. quindi una sorta di... Quindi Questo è privo di torre, giusto? È proprio un nuraghe arcaico dove non c'è la torre. esatto, Ok, poi vedremo nel dettaglio con le foto del drone, così si può capire anche la planimetria, perché adesso abbiamo visto l'interno, diciamo, quindi magari è un po' difficile se una persona non l'ha mai visitato poter capire come, giustamente come la planimetria. Questo è il lato meno conservato bene, il lato est, però questo è il lato dove fuoriesce, dove c'è la scala che ci ok. porta poi su nel terrazzo. Questo è l'angolo proprio nord-ovest. Mi dispiace perché nella foto non si vede la maestosità e la bellezza, però per me è che lo riguardo è Sì, tu lo meraviglioso. ricordi di averlo visto in presenza, quindi naturalmente l'imponenza te la ricordi bene. Ma Guarda, da qui questo si nota che la parete, insomma, è fatta con esatto. grossi blocchi, eh? Comunque stiamo parlando di un tempo lontanissimo, quindi loro erano veramente, c'è stato questo cambiamento di maestrie, di tecnologie, è stato proprio un periodo molto florido, di grandi invenzioni, c'è stato, vabbè, sono un po' di parte ovviamente. C'è Bruno che ci sta salutando dall'Argentina, dalla Patagonia. Ciao Bruno, grazie per esserti collegato. Questa è la parete ovest. Qua abbiamo cercato di vedere se si vedeva la fuoriuscita del piccolo vano nicchia, però ovviamente ci sono tanti crolli. Qua poi abbiamo fatto la foto per mostrare quanto è ancora alto, nonostante ci siano i crolli, quindi secondo me c'è ancora un metro e mezzo da scavare, cioè, secondo noi. Ecco, qua si può vedere la planimetria attraverso la foto zenitale, si può vedere la pianta. Poi se vai avanti, Sopra c'è quindi un terrazzo, sì, giusto? È sì, una... i tonoraghi un- di solito sopra il, possiamo chiamarlo benissimo terrazzo, erano costituiti da capanne. E mm. quindi qua noi abbiamo notato due circoli, uno infatti si vede nella parte bassa a sinistra. Quindi io mi chiedo, queste capanne erano delle famiglie più potenti oppure erano capanne delle persone che dovevano, perché comunque c'è l'antimurale, sorvegliare la zona, perché poi il villaggio è dietro, però in tutti i protonuraghi con questa forma di solito ci sono le capanne, c'erano proprio le capanne dell'abitato, dell'abitazione.
Ecco, qua si vede l'uscita lato nord e noi siamo arrivati dall'altra parte e mi dispiace per la vegetazione che c'è. Sì. Io un po' l'avrei sfoltita perché comunque sono gioielli che ci sono arrivati fino a noi, possiamo dire praticamente intatti, perché all'interno non ci sono crolli, a parte un po' la scala. Ascolta, mi chiede Giovanni, che saluto, ciao Giovanni, mi fa una domanda molto interessante. Lui dice, buonasera a tutti, una domanda, perché continuiamo a fare i turisti, diciamo gli esploratori, va Giovanni, i turisti sono un'altra cosa, e vediamo scorrere pietre senza avventurarci a commentare i ritrovamenti, quindi a divulgare quelle che sono le realtà e le scoperte. Cioè lui dice, sì, ma reperti dentro, ne sono stati trovati, che cosa ci raccontano? È stato scavato? No, questo nuraghe non è scavato, giusto? No, io non ho trovato nessuna, magari è stato scavato tantissimo tempo fa, ma non sono riuscita proprio come stavo facendo la Ok. ricerca. Allora, diciamo, se c'è qualche archeologo che conosce questo diario di scavo che eventualmente è stato fatto su questo nuraghe, ci può raccontare appunto qualcosa sui reperti che sono stati trovati, sempre che sia stato scavato. E come mai non continuano a scavarlo, visto che sembra ancora sigillato? Ecco un'altra bella foto. Esatto, vedi, qua si vede questa sorta di, forse una capanna, un circolo. Mm. Purtroppo stanno crescendo anche i fichi d'India su, quindi Eh sì, qui bisogna dare una bella pulita sì, a questo sì, è nuraghe. un incontro ravvicinato con una sfida. Potrebbe essere un cortile questo intorno, sembra proprio la planimetria di un cortile. E poi sopra si intravedono delle torri, non Una, delle torri, delle capanne ellittiche. sì, un altro piccolo, noi abbiamo visto solo un altro piccolo circolo, è questo, Mm. perché c'è troppa vegetazione. Ecco, ecco, capisco. Qua per esempio si vede in tutta la sua bellezza il lato nord-est dove praticamente dove è stato indicato è l'accesso della scala che ci porta al piano superiore o al corridoio. Ascolta, è difficile arrivarci? No, 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 Abbastanza semplice. Mm. no. Cioè, guarda, forse sono 2 minuti di camminata. Ah, Appena- ecco la planimetria, Sì, perfetto. Qui sì. si vedono quelle due capanne ellittiche che stavo guardando. Esatto, perché così uno può capire più o meno di che cosa stiamo parlando, perché io nella mia testa l'ho vissuto, so di che cosa sto parlando e quindi magari non è chiaro se una persona non vede con i suoi occhi più o meno, poi certo non è una planimetria perfettissima, però aiuta tantissimo. E quindi quadrangolare con corridoio passante, c'è la scala che porta al piano superiore e due grandi nicchie. E quest'altra nicchia che c'è più sottile? Quella è la nicchietta, quel vano nicchia piccolino, che non abbiamo capito, c'erano tanti crolli, non ho capito se fosse un ripostiglio, magari utilizzato per mettere qualcosa, oppure se fosse stato uno scolo. Abbiamo Ah, cercato all'esterno di capire se trovavamo magari l'uscita, però sì, niente, ci sono dei crolli, quindi non si può non è proprio. percettibile. Esatto, ecco, qui abbiamo preso le misurazioni, 21 metri per 12, quindi è una struttura imponente. E beh, sono 250 metri quadrati. Esatto. Ok, andiamo avanti. Ecco, qua nel dettaglio abbiamo praticamente scritto così le persone sanno di che cosa stavo parlando prima. La Ecco. nicchia sulla destra, la piccola nicchietta, la scala, la grande nicchia verso l'uscita nord, poi due circoli, più o meno così uno capisce dove sono, e poi la grandezza, 21 metri per 12. Ah, già concluso. Ecco, quindi questo nuraghe, ok. Ascolta, il panorama che si vede da lassù? Seneghe. Ah, si vede il Seneghe. Sì, sì. Perfetto. È bellissimo, un bellissimo panorama, è immerso proprio nel verde, poi C'è una sorgente lì vicino, mi sembra, nel bosco di Seneghe.
diverse sorgenti, cioè dovrebbe essere una zona ricca d'acqua. Sì, Mm. un po' più lontano. Allora, vuoi dire qualcos'altro o passiamo alle tombe di giganti? No, allora, volevo dire che ho scelto queste due tombe dei giganti perché la tipologia di Senetomes è la tomba, la tipologia che utilizzavano i costruttori dei primi protonuraghi, quindi è la tomba più arcaica, quindi le persone che vivevano nei protonuraghi sono quelle che sono state, che hanno costruito la tipologia di Senetomes. Poi ho scelto Mm. l'altra perché è un'ibrida e si può vedere il cambiamento che c'è stato nel tempo. Quindi puoi mettere, Allora, aggiungo sì, la tomba dei giganti, ok, ecco qua le slide. Bene, ok. iniziamo. Allora, quindi le due tombe si trovano, una, vabbè, noi adesso inizieremo da Janet Thomas, però una si trova, quindi in questo momento noi ci troviamo in provincia di Nuoro ed è anche a 15 minuti, a 15 chilometri da casa mia, quindi io in 10 minuti scendo, ammiro sia l'una che l'altra in 10-15 minuti, quindi ci sono stata un sacco di volte perché è impossibile ogni anno non passarci almeno un paio di volte perché comunque ti ricarichi, scopri cose nuove, magari cose che all'inizio non avevi ancora visto, poi quando ci rivai tante volte poi ti rendi conto sempre di più Sì, sì, della... sì. Si Quindi, scoprono sempre lati nascosti, diciamo, quando si visitano i monumenti. È esatto. vero, capita spesso anche a me. Tutte e due hanno nel nome la dicitura ena, che molti in sardo vuol dire o vena d'acqua oppure filo, perché in lulese, in un vecchio dizionario, vuol dire anche filo. Mm. Quindi è anche particolare per quello. E comunque in entrambe le due tombe dei giganti vicini ci sono o dei corsi d'acqua oppure anche diciamo c'è l'acqua presente. Quindi chissà per quale motivo o che funzione o dovessero dovesse avere quella zona. Poi una è situata anche, si chiama Santumarcu ed è una zona molto, molto ricca, c'è anche una tomba di giganti, ma anche dove c'è Dorgali c'è anche una muraglia megalittica, dove c'è St. Thomas, scusate, tutta quella piana è molto ricca. Poi possiamo andare avanti così. Allora, andiamo avanti, sì. Ok, qua vabbè abbiamo, quindi c'è vicino il paese di Galtelli, abbiamo messo la distanza tra l'una e l'altra e poi in un'altra slide l'abbiamo, oh, diciamo, As- è più presente, più visibile la distanza che c'è tra l'una e l'altra tomba, sono molto vicine. Ascolta, mi sembra di ricordare che Sene Thomas, quella di Dorgali, diciamo quella che mi piace, spesso sono andato a vederla, e vicino a quella ci sono anche altre sepolture, altre tombe, vero? Sì, Cioè è sì. una piana dove ce ne sono diverse lì. Esatto, ce ne Mm, sono mm. altri due sicure, sto facendo mente locale, poi c'è questa, ci sono anche, sì, ci sono anche c'è un'altra tomba che è nel mio comune, vicino lì, insieme a un nuraghe, che era un nuraghe trilobato, si chiama Olovros. Ah, eccola qua. Ok. Allora, ecco la facciata. Ok, quindi stiamo parlando di un monumento funerario della tipologia dolmenica, quindi stiamo parlando della tipologia più antica. Quindi qualcuno pensa che sia l'evoluzione delle Lecuver, il corridoio, perché le Lecuver è insito nella tipologia dei dolmen. Quindi noi in Sì, questa... diciamo, alle couvert sono le gallerie funerarie che si trovano anche in Europa, dove sostanzialmente danno la forma al sepolcro, perché poi l'esedra invece, che è quella che vediamo la facciata, arriva con la civiltà nuragica. Quindi Esatto. iniziano nell'età del rame come gallerie funerarie e poi nella civiltà nuragica si arricchiscono dell'esedra. Esatto. Ok, Se puoi andare avanti, sì. così quindi.
Allora, come è composta questa questa bellissima e stupenda tomba dei giganti? Quindi al centro noi possiamo ammirare la stele Centinatta, costituita da un unico monolite, dove poi vedremo nel dettaglio la cornice è ben lavorata. Allora, è alta 3,70 m rapportata alla mia altezza, larga 1,80 m e pesa 7 tonnellate. Oh, Possiamo vedere che l'esedra, che comunque è costituita da blocchi insiti infitti a mo' di coltello, pietre a coltello infilate sul terreno, formano l'esedra. Purtroppo da una parte un po' manca, però dopo 3.800 anni l'esedra è a forma semicircolare, oppure qualcuno pensa che abbia la forma delle corna del bue, ed è l'area sacra. Di solito lì si pensa si facessero i riti e lì anche si posizionassero le offerte votive. Questa ha un altro circolo avanti all'esedra, però non so se è un circolo antico, e quindi non un circolo, un semicircolo, se anche questo facesse parte da subito della tomba, perché per esempio a San Cosimo chiude, San si chiude. Cosimo è Gornos Fanatica, sì, anche Quindi ce ne sono potrebbe anche altre, sì. avere la stessa funzione, anche questa. Poi la lunghezza del corridoio è 10,50 m. Possiamo andare avanti. Quindi questa è nel dettaglio la stella centinata monolitica perché è fatta in un unico blocco. Tutta la tomba è fatta in granito, e lavorare il granito in un tempo dove ancora, diciamo, non si usava il metallo per scopi lavorativi, vuol dire che loro avevano conoscenze molto grandi del come lavorare questo tipo di pietre, perché io me lo sono sempre chiesta, perché il granito è davvero duro e quindi magari loro avevano conoscenza. Un signore anziano che lavorava le pietre a me mi aveva detto che quando il granito viene scaldato ad alte temperature è modellabile, quindi magari loro conoscevano proprietà che noi adesso ignoriamo Mm. completamente. Io invece ho sempre pensato a un altro sistema di lavorazione. Allora, il granito per abrasione si può lavorare, pietra su pietra per abrasione. Sì. Invece per fare degli spigoli vivi come questi, chiaramente per abrasione non si possono fare. Io suppongo che ci fosse già la conoscenza del ferro. Il ferro in effetti è diffuso in natura in abbondanza. La difficoltà della lavorazione del ferro sta nella temperatura di fusione. Cioè, mentre il rame fonde a 1100 gradi, poco meno di 1100 gradi, il bronzo siamo un po' di meno perché c'è lo stagno, però il bronzo si disintegrerebbe sul granito. Invece il ferro necessita di temperature altissime, circa 1500 gradi, difficilmente raggiungibili in quell'epoca, ma se avessero costruito dei piccoli forni per ottenere delle punte in ferro, cioè io non penso degli utensili grandi, ma delle punte in ferro da immanicare in qualche modo, la punta in ferro riesce a lavorarlo il granito. Purtroppo poi il ferro si arrugginisce subito, quindi scompare. Probabilmente l'abbondanza di ferro che c'era in quell'epoca non riusciamo a percepirla perché il ferro scompare. È un materiale che viene catturato dall'ossidazione, aggredito e sciolto. Va bene, comunque, rimarremo con questo dubbio. Nel mio libro di paletnologia c'era scritto comunque che la conoscenza di alcuni metalli era abbastanza antica, però ovviamente non avevano le prove non ci sono ancora prove per dimostrare che già in tempi così antichi si usassero, però la conoscenza c'era, C'era. quindi Qui mi chiedono, allora, si sa da dove proveniva il granito? Il granito è il granito locale, cioè lì è la pietra locale, quindi
granitica, sì, sì, quella zona è tutta granitica, perché confina con il mio comune, con il comune di Galtellì, tutti i nuraghi che ci sono in quella zona sono tutti in granito. Certo, il materiale locale è il granito. Ah, Ok, sì. andiamo avanti. Qua abbiamo messo una fotografia del particolare del portello. Il portello ovviamente è l'accesso metaforico all'altro mondo, quindi loro già avevano quest'idea, si presume che avessero quest'idea di un mondo, di una vita ultraterrena, e quindi questo fosse il passaggio, perché comunque sarà 30 centimetri. E il solchetto nella sommità, per me potrebbe essere magari attuato per incassare, perché comunque sappiamo che veniva chiuso o con pietra o con legno, e quindi Quindi, magari quindi potrebbe un essere. portello da inserire dove c'è la scanalatura. Sì, sì, per forza, perché comunque seppellivano dei morti, e quindi andava chiuso anche per gli Certo. odori, per quanto potesse essere stupenda. Quindi questo è il particolare della stele posteriori. Abbiamo scelto questa foto perché gli archeologi suppongono che per poter calare i defunti nel corridoio venissero spostate o la prima o la seconda, una di queste due pietre della pietra bandate. E quindi perché poi si pensa che fossero tumulati, però questo magari ne parliamo in qualche slide dopo. Tu avevi sentito il fatto che siano queste le. Ti è mai capitato? Perché io, parlando con archeologi, mi avevano spiegato che in questo tipo di sepoltura fossero queste o la prima o la seconda ad essere spostata per essere Allora, introdotta. ci sono alcune tombe, avviene più nelle tombe a camera, cioè le tombe tipo quella di Siddi oppure San Cosimo che hai nominato tu prima di Gonos Fanatica, sono delle tombe la cui altezza interna è veramente notevole, che hanno delle aperture nella parte superiore per agevolare, diciamo, la discesa del defunto che veniva magari calato con delle funi, ma io ho sempre pensato a un portello in legno, non ho pensato a una pietra, oppure una pietra con un sistema che la rendesse scorrevole, nel Sì, senso che non penso a una grossa pietra di un paio di tonnellate che potesse essere sollevata, penso più a uno scivolo per farla, diciamo, spostare, per consentire la calata, ma più verosimilmente ho pensato a una chiusura in legno. Non dimentichiamo che poi il tutto era coperto da un tumulo di terra, quindi esatto. eh, si poteva mascherare facilmente, insomma. Puoi procedere. Sì, ok, è un pezzo di Questo esetra, ok. è in dettaglio il recinto sacro, che noi abbiamo pensato fosse sacro perché, pensando ad altre tombe eh, tipo quella di San Cosimo, che proprio racchiude tutta l'area sacra, abbiamo pensato che avesse la stessa funzione, perché comunque anche nell'esedra venivano deposti, diciamo, le offerte per i defunti, e poi lì si pensa che si facessero poi i riti sia per accompagnare il defunto, ma anche per ricordare il defunto tempo dopo. Sì, io sto pensando adesso, mi hai fatto pensare a questo. Allora, in effetti in Sardegna le due sepolture, diciamo, principali molto antiche, quelle preistoriche, sono le Domus de Janas e le tombe di giganti. Le Domus de Janas, che sono tombe singole, non presentano l'esedra perché penso a un rituale familiare, pochi individui partecipavano al rituale. Invece la civiltà nuragica, che ha insomma queste grandi capanne, questo sistema di aggregazione che doveva richiedere dei luoghi dove radunarsi, avesse inventato l'esedra proprio per raccogliere tutta la comunità per queste sepolture, quindi era un rito collettivo, ecco perché c'è stata l'esigenza di realizzare l'esedra. Questa è l'idea che mi sono fatto io, sono tombe collettive, quindi hanno necessità di spazio antistante per celebrare i rituali. E poi Ah, ecco, mi sono. Cesare che ci sta aiutando. Ciao Cesare, grazie
per tutto ciò che fai. No, sì. Cesare dice: di solito si mettevano tacchi in legno secco nei fori, bagnandoli, e poi i tacchi si allargano e spaccano la pietra. Sì, stiamo parlando del sistema di taglio del granito. Vi ricordo che una cosa è tagliarlo il granito, tagliare i blocchi, un'altra cosa è lavorarlo. Se uno dà una martellata data male in un punto dove non deve darlo, sfascia tutto. Quindi il granito è molto fragile da quel punto di vista, quindi grazie a Cesare per il contributo. Andiamo avanti. Ok, qua si può ovviamente ammirare il corridoio dolmenico e la piatabanda, il soffitto piatabandato. Quindi è proprio una tecnologia che comunque questa è stata riproposta nel tempo. Invece l'esedra è stata una cosa aggiunta dopo, qua invece è stata una cosa migliorata, diciamo, nel tempo, già utilizzata Sì, molto. nell'età del rame, esatto. Quindi, Ah, che bella questa. esatto, qua in dettaglio si può vedere, si può vedere come è stata fatta orizzontalmente e verticalmente. Verticalmente abbiamo due file di lastroni, diciamo di lastroni che costituiscono il corpo tombale. Poi vediamo il soffitto piattabandato e sul finire vediamo un unico monolite che chiude la tomba. Ho visto un'intervista di un'archeologa che parlava di alcuni scavi fatti in alcune tombe dei giganti e la maggior parte degli oggetti li ritrovano proprio in questa parte. Infatti poi mi sono ricordata che in moltissime tombe dei giganti che abbiamo visto addirittura c'è una sorta di altarino proprio nella parte finale della tomba. Sì, nel Quindi fondo della galleria. sicuramente hanno migliorato, però hanno utilizzato mettendo un altarino la parte finale proprio addibendola per poterci adagiare le offerte votive o quello che serviva per accompagnare, diciamo, i loro cari nell'altro mondo. Nel viaggio verso l'aldilà. Qua nel particolare si può vedere in tutta la sua bellezza questo corridoio funerario. Una cosa che mi sono sempre chiesta è questa. In molte tombe, in alcune tombe dei giganti, perché è molto difficile anche reperire le ossa, sono state trovate più di 300 corpi. Quindi io mi chiedo, erano delle tombe adibite a tutta la comunità o solo a quelle famiglie che magari erano più tipo la gente? L'elite, diciamo, l'elite della comunità. Mm. Esatto. Ascolta, dobbiamo rispondere a una ascoltatrice, Rosa Gatti, che dice: risulta vero che i defunti fossero lasciati nelle zedra per essere scarnificati dagli animali, dagli uccelli soprattutto, e poi le ossa deposte dentro la tomba? Io so di no, perché a volte nelle tombe di giganti troviamo i defunti messi nella posizione come se avessero ancora le parti molli. Le parti Esatto. molli si sciolgono e lasciano il defunto. È vero invece che vengono, dopo un po' di tempo, quando finisce lo spazio, vengono risistemate le ossa, quindi diventa una sorta di ossario in cui le ossa vengono poi spostate per fare spazio a nuovi defunti. Quindi personalmente mi sento di escludere che ci fosse la scarnificazione, che invece è possibile nelle epoche precedenti. Esatto, Poi, anche io ho la tua stessa idea, se vuoi anche parlando con degli amici archeologi a cui ho fatto la stessa domanda, mi hanno dato la tua stessa risposta. questo mi fa piacere. Allora abbiamo visto bene. Qua abbiamo voluto mettere una bellissima foto zenitale per mostrare, anche se l'esedra non è del tutto al completo, la bellezza di questa tomba. Cioè, stiamo parlando di 3800 anni fa e lei è ancora lì in tutto il suo splendore. Però nonostante ci sia tanta vegetazione, si può vedere anche il muro perimetrale, perché
bisogna anche sapere che la tomba, oltre che di fianco alla camera funeraria, era costituita da ciottoli e poi da altri filari, veniva riempita e poi veniva tumulata, cioè veniva riempita di terra. E qua, diciamo, proprio dove sul perimetro noi vediamo che c'è il distacco tra le piante e il terreno. Ancora oggi, nonostante crescano, in quei punti non crescono. Anche nella parte dove è molto fitta la vegetazione si può vedere proprio che l'accompagna, che accompagna il perimetro. Questo è Ecco, da qui si vede bene, sì. esatto. Poi non ho detto che l'entrata era a est, lo dico adesso. Quindi l'ingresso è orientato a est, perfetto, quindi segue l'asse est-ovest. Esatto. E questa è la vista posteriore sud-ovest, dove possiamo vedere i grandissimi monoliti di cui parlavamo prima, che costituiscono la piatabanda, il soffitto. E qua possiamo vedere la parte vista a sud-est. Possiamo vedere tutta la tomba dei giganti nella sua bellezza, in tutta la sua bellezza e il suo splendore. Ecco, qui abbiamo segnato per mostrare che comunque le due tombe non sono molto lontane, ma sono abbastanza vicine. Cioè in chilometri quanti saranno? Una decina di chilometri? 15 chilometri? No, 7 chilometri. Ah, proprio vicine quindi. Ah. Sì, 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 abbastanza. Allora, qua, È più quindi, questa è la tomba Ena Tunda. Mi viene da dire Tunna perché io dico Tunna, invece in Baronia dicono Tunda. Quindi, adesso non voglio svelare niente, però diciamo che la località si dice San Marco e vicino c'è anche il bellissimo Montalbo, che io vivo alle pendici del Montalbo. Comunque se procedi con le slide, quindi vediamo che è affacciata anche questa a nord-est. Procedi, così parliamo delle dimensioni. Quindi la lunghezza dell'esedra è 7,5 metri, la lunghezza del corridoio è 8,50 metri, invece dalla parte dall'ingresso fino alla parte absidata, che possiamo ancora vedere, che poi dopo si vedrà nelle prossime slide, è invece 11,50 metri. Anche questa è fatta in granito locale. Volevo dire, per chi non ha mai visto una tomba dei giganti da vicino, che la civiltà nuragica, oltre a sistemare l'esedra, a volte realizzava un guscio che avvolgeva completamente il monumento. E appunto di questo guscio che sta parlando Natalia, cioè la lunghezza di 11,50 metri, si riferisce dalla stele fino alla parte finale dell'esedra, dell'abside, dove il guscio chiude la pietra finale che chiude il corridoio. Insomma, quindi è chiaro che il guscio è un pochettino più grande dell'interno. Il corridoio interno è lungo 8,5 metri, il corridoio esterno arriva a 11,5 metri. Volevo dire che ho scelto queste due tombe Sì. perché volevo mostrare che cosa hanno cambiato nel tempo. Questa possiamo definirla ibrida, perché sono state sostituite alcune parti, sostituite con architetture più moderne, però porta ancora in sé delle maestranze della tipologia più antica, quella della Alecovar. Sì. o Disegnet Thomas in questo caso. Quindi, oltre all'esedra, qua in loco è ancora presente il bancone sedile. Quindi io ho in una foto, la foto sulla destra è in dettaglio, e poi io mi sono seduta, ovviamente stando attenta, ma peso 50 kg, quindi non penso
perché bisogna sempre stare attenti quando andiamo a visitare dove mettiamo i piedi, perché comunque dobbiamo rispettare il luogo. Quindi comunque mi sono seduta per mostrare che è un bancone sedile e che magari, come hai detto tu, oltre che a essere utilizzato per poter mettervi le cose che le venivano offerte, dopo, anche certo. durante Oppure le i magari materiali per il rituale, sì. esatto, si sedevano e magari li contemplavano, facevano delle sorte di riti, e quindi tutte questi dettagli ci fanno capire che potrebbero essere davvero successe queste cose, non solo magari ipotizzarle, ma anche pensare che fosse davvero l'area sacra dove avvenissero dei riti che purtroppo a noi fino adesso Sì, ci sono dagli negati. scrittori antichi mi viene in mente Aristotele, raccontavano che gli autori greci raccontavano che presso le tombe degli eroi si radunavano le persone per praticare il rito dell'incubazione, che sostanzialmente è un metodo di guarigione. Si andava lì per chiedere la grazia di essere guariti, ci si stendevano i banconi, naturalmente assumevano delle sostanze stupefacenti, avevano dei rituali tutti loro che noi non possiamo conoscere, però appunto che ci si addormentasse in questi banconi per risvegliarsi guariti. Poi, se non funzionava, erano in prossimità del cimitero, quindi potevano essere Esatto. direttamente tumulati. Questo mi viene da pensare. Eccone qua un'altra Quindi, immagine interessante. Questa si vede addirittura il corridoio con l'abside a ogiva, no, scusate, con la sezione a ogiva. esatto, adesso piano piano vorrei mostrare quello che è rimasto dell'architettura vecchia e quello che hanno sostituito. Quindi, per prima cosa, in questo momento noi vediamo che manca la stele e che l'ingresso è trilitico, cioè è fatto si può vedere con tre pietre. Quindi qualche archeologo pensa che poi fosse il finale fosse fatto a filari, però c'è un però. In questa tomba, vicino, se vai avanti con le slide, c'è la parte superiore della stele centinata bilittica però, perché le stele potevano essere monolitiche, cioè fatte Monolitica, bilittiche fatte da due pietre o raramente trilitiche, quindi in asse, cioè non in asse, in loco, ancora c'è la parte superiore della stele. Quindi io ci sono andata anche con alcuni archeologi straordinari e mi hanno detto che poteva essere anche sostituita perché doveva essere 1,60 m, ma la parte superiore fosse stata utilizzata e messa sopra il trilite. Infatti abbiamo simulato nella foto che se scorri possiamo vedere tra un attimo e quindi si pensa che potesse avere questa funzione, questa nuova facciata, diciamo, l'ingresso. Quindi è molto bella pensare che fosse ibrida perché porta in sé cose vecchie e cose nuove. Se vai avanti, vediamo adesso un'altra, mentre l'altro corridoio era dolmenico, qua invece vediamo che è a ogiva, a filari, ma a ogiva. A ogiva significa che comunque diciamo che la parte superiore chiude tipo un triangolo, la forma è questa, però c'è una particolarità, non chiude perfettamente come quelle di Madao, ma se vai avanti, questa è dal corridoio ho visto nella parte terminale. molto alta all'interno. Quanto sarà alta? 2 metri arriva questa. O è No, 2 metri piccolina? sì, ci camminavo tranquillamente in piedi. È Mm. 1,80 forse. Allora, mentre nella tomba di Genetomes la parte finale era costituita da un monolite, qua invece è costituito da tre, Pietre. diciamo, filari, anche se sono quattro, diciamo, ma tre filari
Questa è sempre la zona dove di solito vengono ritrovati i monilli, eccetera, eccetera. Purtroppo Tramelli diceva già nel 1933 che era stata già più volte scavata. Rovistata. Sì. Ecco, che cosa hanno in comune con Zenet Thomas? La piatabanda, anche se la tecnica è a ogiva, Mm. non chiude del tutto, ma la copertura, il soffitto è tutto piatabandato, quindi per me è davvero straordinaria anche questa, perché ci fa capire perché, come si evolvevano i protonuraghi, i nuraghi, si evolvevano anche loro, perché ne ho visto, e spero di vederne tantissime ancora, non ne ho visto mai una uguale. Cioè c'era sempre qualcosa, qualche modificazione, qualche modifica, scusate, qualche modifica, quindi una persona può immaginare quanto lavoro ci fosse dietro comunque, perché anche loro si evolvevano insieme a come si evolveva la Sì, popolazione. quindi ci sono, diciamo, gli elementi comuni sono l'esedra, l'alzato, la copertura, eccetera, eccetera. Però Esatto, ognuno ha la sua peculiarità. Alcune sono a forma di dolmen, alcune sono a forma di ogiva, altre saranno tronco ogivali. Mi viene da pensare San Cosimo, che è la più grande che abbiamo in Sardegna, che è tronco ogivale, quindi c'è l'aggetto, però la piatabanda forma un trapezio. Quindi la sezione non è triangolare, ma è proprio a forma di trapezio. Sì, ognuna ha le sue caratteristiche. esatto. Qua, vabbè, la parte posteriore, purtroppo questo monolite è quasi crollato, però Sì, ci mostra quanto fosse grande la piatabanda, il soffitto piatabandato. I monoliti sono davvero enormi. E poi, se vai avanti, sì. È per questo che io penso che da sopra non li volessero sollevare questi monoliti e quindi ci fosse insomma, uno di questi era fatto in legno. Questa è la mia sensazione. Sarebbe stato probabile. troppo pesante. Io ho pensato che avessero un sistema per poter alzare una di queste pietre come non Sì, lo un so, coperchio. sì. Qua Ma sono vediamo, pesanti, ecco, sono molto però pesanti. Se poi qualcuno ci lascia mezzo corpo dentro se cade, cioè gli rimangono le però gambe giù e la testa su. quello sì, però sono tutte strutture così gigantesche, quindi loro sapevano bene come spostare tutte queste pietre. La Per sapevano, le conoscevano i Esatto, sistemi. perché comunque io ho sempre pensato a questo, ad ogni nuraghe doveva corrispondere almeno una, due tombe. Oggi non è così, però doveva essere così. Quindi loro hanno costruito veramente, ora ci sono 8.000 nuraghi, quindi cioè, in meno di 800 anni hanno costruito Sì, davvero tantissimi di questi monumenti. Comunque, sì, sì, la foto precedente mostrava in dettaglio la parte absidata di cui tu prima hai spiegato, perché erano diverse le lunghezze, il perimetro. Praticamente questa è la parte absidale che accerchia tutto il perimetro e e arriva fino all'esedra, la parte, abbiamo detto, semicircolare, guscio. una, sì, questo è il guscio, è il perimetro, ma io l'abbiamo rivista un paio di mesi fa ed è perfetto ancora il perimetro. Si vede ancora tantissimo, nelle foto dopo si vedono, però qua è molto importante perché vediamo il corridoio e il perimetro, ma anche dove si trova la parte superiore della stele bilittica. Quindi si trova praticamente sopra l'esedra, perché l'esedra continua da quella parte. Quindi è molto probabile l'ipotesi che fosse utilizzata come abbiamo visto nella slide precedente. Ok, questa è la foto ovviamente col drone, così possiamo vedere in dettaglio. Vedi, sul lato destro si vede ancora il perimetro, il Sì, perimetro che separa praticamente il corpo
della... La galleria funeraria dall'est, certo. Sì, e praticamente lì è pieno tutto di ciottolini piccolini, perché veniva riempito, come abbiamo detto, e poi tumulato. Ovviamente serviva a, non credo fosse una cosa estetica, ma penso fosse una cosa più funzionale, perché comunque quando purtroppo sappiamo che noi ritorniamo alla terra e quindi il corpo una volta che muore ci sono odori, eccetera, eccetera, quindi loro avevano pensato anche a questo, è per questo che si pensa che venissero tumulati. Sì. Comunque è molto interessante da questo punto di vista proprio per questo. E qua diciamo che Ecco, terminiamo la... sì, la foto finale mi viene da pensare con questo ingresso a Dolmen fatto in questa maniera, che la Sì, sì. stele, non ricordo quale tomba ho visto, forse quella di Olbia, Montessave, che cioè è priva della stele e dietro la stele iniziava con questa porticina a Dolmen. Esatto, Quindi sì, con l'ingresso trilitico. Sì, sì, è uguale. Infatti anch'io ho pensato a lei la stessa cosa. sì, alla Cioè, noi periferia abbiamo... di Olbia, lì, quella vicino all'aeroporto. Esatto. Bene, noi siamo addirittura d'arrivo. Sono le 8 già, un'ora hai parlato. Devo chiedere Non scusa sembra. perché oggi ero particolarmente emozionata, non so perché. No, Quindi guarda, scusi. è andata benissimo. Ti ringraziamo perché ci porti sempre a vedere dei monumenti quasi sconosciuti. Diciamo che per gli addetti ai lavori qualcuno è conosciuto, ma gli altri io ti invito sempre volentieri perché mi fai conoscere pezzetti. Per esempio, questa di Loculi non la conoscevo, quindi mi ha fatto piacere anche perché ci sono delle peculiarità che giustamente l'hai definita tomba ibrida, bellissimo. Questo lo userò a lezione, la tomba ibrida di Nati Gui. No, però il termine mi è stato detto da un mio amico archeologo, non mi prendo il merito. Ah, vabbè, però io l'ho sentito da te, il tuo amico archeologo se ne farà una ragione, insomma. Va bene, allora io ti ringrazio, vuoi aggiungere qualcosa? Allora, io boh, ho sempre tantissime domande per quanto riguarda, però una cosa che voglio dire è la vita di tutti i giorni per noi è stressante. Io comunque lavoro, studio, quest'anno ho potuto seguire le lezioni in DAD, bla bla bla, e ogni volta che vado in un sito, io non so che cosa mi capita. Io spero che tutti quelli che vanno a visitare un sito si sentano come me quando lo visitano. Io in un secondo non penso più che sto male, non penso più alle ansie, il mio cambio completamente, divento un'altra persona. Infatti, in tutte le foto che ho nei siti sono sempre sorridente. Magari poco prima ero un po' depressa perché stavo pensando, oddio, c'ho questo da fare, un sacco di cose da fare. Quindi Però sempre esplorare, ti... fare gli esploratori dei siti può servire anche per rasserenare l'animo, togliere i pensieri e aumentare il nostro benessere. Esatto. E poi Mm. oltretutto dobbiamo essere felici di essere i figli di culture così eccezionali, perché sarò di parte, però quello che c'è in Sardegna, ognuno ha Yeah. le sue peculiarità, attenzione, però in Sardegna abbiamo delle cose straordinarie che secondo me dovrebbero essere ancora più pubblicizzate, perché anche molti sardi non hanno idea di tutto, di tutta la meraviglia che c'è del dono che abbiamo. Cioè, è un onore essere figli di questa terra. Io lo penso ogni giorno, ringrazio ogni giorno Dio per avermi fatto nascere in Sardegna, anche se adesso non ci lavoro, però è straordinario. Certo, guarda, a questo proposito ti dico che a fine luglio, il 30 luglio, a Villanova a Forru, ci sarà una bella manifestazione proprio sulla comunicazione che riguarda i siti archeologici. Quindi ci saranno diversi studiosi che racconteranno come pubblicizzare, quali sono i canali, dove funziona, dove non funziona, cosa si può fare per far conoscere un po' di più la nostra storia antica. Bene, Natalia, io ti ringrazio, ti auguro una buona estate. Noi stiamo per chiudere con Onebu, ci fermiamo per l'estate perché andiamo anche noi in vacanza. Io non vedo l'ora di andare a caccia di siti perché per me le vacanze sono proprio quello che hai detto tu prima, andare in giro per coltivare la nostra passione.
Venerdì prossimo avremo come ospite, a proposito di divulgazione, avremo Stefano Salvatici, che è un conduttore televisivo. Lui ha fatto delle trasmissioni abbastanza interessanti, La porta sull'infinito ad esempio. Sta facendo una trasmissione che andrà in onda da metà giugno, in cui anche io sarò ospite relatore, ma ci sono anche Carlo Tronchetti, insomma personaggi abbastanza celebri. Lui parla della magia in azione, cioè si intitola L'uomo, la terra e i suoi misteri, quindi fa un po' una serie di trasmissioni dedicate, non so, alle maschere, dedicate all'ignoto, dedicate ai misteri della civiltà nuragica, e quindi sarà ai simboli che ci accompagnano nelle domus, nelle tombe di giganti. Tu oggi hai parlato del simbolo del toro o della Dea Madre, del ventre della madre, quindi venerdì lo ospiteremo e sarà un piacere intervistarlo proprio su questi argomenti. Potresti dirgli anche che a Lula abbiamo una maschera molto particolare che si chiama Zubatiledu, è un unicum in Sardegna fino ad oggi. Quindi allora glielo ricorderò venerdì prossimo. Se ti colleghi, poi gliela facciamo in diretta questa domanda. Va bene. Allora, un caro saluto a tutti, grazie Natalia per averci accompagnato in visita in questi monumenti della tua zona, visto che noi siamo nella zona sud, siamo a Cagliari, da noi le tombe dei giganti sono quasi tutte a filari, sono rarissime le tombe con le pietre verticali, invece ho visto che dal centro Sardegna verso l'alto, insomma, avete queste grandi lastre in granito che si possono utilizzare. Un caro saluto a tutti, grazie, mandiamo la sigla. Lui che fa grazie a Cesare che ha preparato le slide e che poi ti accompagna, esploratore digitale che accompagna insomma in tutte le visite. Un caro saluto a tutti. Ok.